Nella piattaforma ci sono i 17 punti e fra questi uno che ci interessa in particolar modo è il problema dell'istruzione. Gli ultimi dati parlano di un abbandono scolastico nella nostra regione altissimo, un abbandono scolastico che eravamo riusciti a conquistare qualche punto e che l'anno scorso addirittura siamo scesi di nuovo al 22% di abbandono. E purtroppo non c'è niente, non si sta facendo niente per fare in modo che questo non succeda. Molte volte sono stati spesi anche tanti quattrini, ma molto probabilmente sono stati spesi male. Non hanno prodotto né posti di lavoro e non hanno abbassato questo triste fenomeno che abbiamo noi nel nostro territorio e in tutta la Sardegna. Non si riesce a capire che le regole che vanno bene per le altre regioni d'Italia non vanno bene per la Sardegna, perché proprio per come siamo messi e anche per il problema dello spopolamento, che è uno dei problemi che ci stanno colpendo maggiormente. Quindi noi riteniamo che all'appuntamento del 27 ci debbano essere tutti i lavoratori, a iniziare anche dagli studenti. Quindi abbiamo fiducia anche perché stiamo riuscendo a coinvolgere tutte le associazioni. Abbiamo già avuto, lo dicevano prima i colleghi, abbiamo già avuto adesioni per questo tipo di iniziativa che vogliamo fare.